Va ora in onda la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Conegliano. Io sono sempre Marta, sono volontaria dell'associazione ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali della sezione di Treviso, e come sempre torniamo con la rubrica sui nostri piccoli amici. Oggi sono accompagnata da Cinzia, responsabile del Gattile di Conegliano, e con lei oggi andremo ad affrontare un argomento molto particolare e soprattutto che ha una certa urgenza. Parleremo infatti di emergenza gattini. Un fenomeno che è molto presente nella nostra provincia di Treviso, tanto che la situazione è diventata particolarmente problematica. Ormai l'ENPA sta cominciando comincia a chiedere anche l'aiuto di chiunque abbia piacere a sostenerci. Sì, perché come ogni anno purtroppo in primavera cominciano gli abbandoni di questi poveri gattini che ritroviamo nelle varie condizioni più disparate e in condizioni veramente critiche, e quindi l'ideale è trovare loro una situazione ottimale in uno stallo casalingo, perché abbiamo sì il gattile a Conegliano, ma quando sono tanto piccoli per loro è un pericolo ed sarebbe più opportuno tenerli in casa, magari in un bagno, in una taverna, in un garage, perché così possano essere seguiti e preservati da malattie e quant'altro. Ogni anno purtroppo da marzo a settembre le richieste di aiuto, le telefonate che ci giungono in sede sono centinaia. Solo l'anno scorso all'incirca abbiamo recuperato, salvato 700 gatti, di cui molti erano piccoli o piccolissimi. Piccolissimi cosa significa? Che purtroppo ci arriva lo scatolone con i gattini di un mese o anche meno, o la busta di plastica, come purtroppo a volte è capitato. O semplicemente la signora Maria che ci chiama e ci dice: ho trovato sotto la siepe di casa mia nel giardino 2 gattini piccolini e la mamma è finita sotto la macchina, oppure la mamma li ha abbandonati qui, la mamma non c'è, e quindi chiede aiuto a noi per poter recuperare questi gattini. Quando sono così piccoli bisogna allattarli, fare le veci della mamma, allattarli con latte artificiale, latte in polvere che si vende nei negozi per animali o in farmacia, oppure latte di capra con il biberon. Quando sono piccolissimi, proprio primi pochissimi giorni di vita, l'allattamento va fatto ogni 3 ore, ogni 3-4 ore. Poi man mano che crescono, per fortuna si può dilazionare il tempo delle poppate e arrivare a 4, 5, 6 ore man mano che crescono. Quando arrivano all'incirca 1 mese di vita si passa alle crocchette, babycat, piccolissime, omogenizzati, mousse, cibo comunque specifico per gattini che si vende sempre nei negozi per animali. Perché siamo qui? Proprio per chiedere aiuto a tutti, perché quando sono così piccoli e noi volontari siamo pochi, ci riempiamo le nostre case e non sappiamo più dove metterli, e abbiamo bisogno quindi di qualcuno che ci dia una mano a svezzare questi poveri cuccioli che altrimenti sarebbero destinati a morte certa. E siamo disponibili a darvi una mano sotto tutti i punti di vista: un aiuto psicologico, un aiuto morale, un supporto tecnico, quindi consigli, perché ovviamente qualcuno potrebbe dirmi: ma io non l'ho mai fatto, non so da dove cominciare, e noi siamo qui apposta per darvi i suggerimenti utili, dato che lo facciamo da anni. E poi vi forniamo anche il materiale necessario, ovviamente. Se poi volete darci una mano contribuendo, benissimo, altrimenti vi forniamo tutto noi, dalla gabbia a conigli per poterli tenere, al cibo, come vi dicevo prima, il latte, le crocchette, tutto quello che serve, tutto quello che è necessario. Anche il sostegno economico, perché magari qualcuno è a casa perché non lavora o è in pensione, tante volte anche le studentesse universitarie ci hanno dato una mano nei mesi estivi, però giustamente dicono: noi non lavoriamo, se potete darci una mano economicamente è ben gradita, e noi siamo disponibilissimi anche in questo. Anzi, siamo noi che ringraziamo voi che ci date una mano a salvare questi cuccioli. Lo svezzamento intorno ai 2 mesi termina, per fortuna, perché poi i gattini vengono sverminati, spulciati e vaccinati intorno al 2° mese di vita. Una volta che viene fatto tutto l'iter possono trovare casa, e di questo quindi noi poi vi ringraziamo. Non dovete tenerli voi, perché molte persone pensano: stallo significa che poi devo tenermi il gatto, devo adottare il gatto. No, anche se tante volte poi ci si affeziona e li si tiene, però non è quello lo scopo. Lo scopo è darci una mano a cercare poi casa a questi poveri gattini abbandonati. Ecco. E non dimentichiamo tra l'altro che questo aiuto deve essere
noi speriamo sia quanto più possibile capillare e molto diffuso, perché appunto le nostre strutture non sono per niente pronte ad accogliere un così grande numero di gattini, anche perché ancora non è passata l'idea ahimè, della sterilizzazione molto spesso. Purtroppo no. E quindi il numero è sempre in crescenza, Sì. non Purtroppo c'è non ancora cala, anzi aumenta. tanta ignoranza di base o comunque problemi di altra natura, però noi siamo disponibili anche in questo a venire incontro alle famiglie che ci chiedono una mano per sterilizzare. Abbiamo dei veterinari convenzionati, abbiamo comunque delle strutture che possono andare incontro alle famiglie qualora ce ne facessero richiesta. E purtroppo il gattile è formato da 3 stanze, non è una grandissima struttura. Queste 3 stanze hanno una capienza di 20 gabbie per 2 stanze, più una stanza dei gatti liberi per gli adulti. E la provincia di Treviso però consta di 95 comuni e solo Conegliano e dintorni sono 30-35 comuni. Non riusciamo quindi a far fronte a tutte le emergenze, a tutte le richieste che ci vengono giornalmente nei mesi clou dell'estate. Ed è per questo che abbiamo bisogno del supporto e dell'aiuto di tutti quelli che sono disponibili a darci 1/2 mani. Sicuramente può sembrarlo, però non è assolutamente difficile come può sembrare, tanto che anzi la reputo una bellissima esperienza anche da condividere proprio con la famiglia in questi casi. E io posso parlare in prima persona perché ne ho accuditi 2 l'anno scorso, davvero piccolini, trovati in una busta di plastica dentro a un fossato a bordo strada. 3 anzi, 1 era morto e 2 sono riusciti a recuperarli. Sono proprio piacevoli, è piacevole averli attorno, è piacevole accudirli, condividerla, sapendo che comunque anche se che non si è obbligati ad adottarli se non si riesce a mantenerli, basta semplicemente dargli questa speranza di vita in più che qualcuno aveva già tolto loro in precedenza, quindi è davvero una bella cosa, e persone sensibili e disponibili ad aiutarci sono sempre ben accette da questo punto di vista. E contando poi appunto che una volta che è finito il periodo dove loro sono un periodo un po' più critico, pronti per essere adottati, sarà davvero molto bello, una bella sensazione esserci riusciti. Quindi noi vi facciamo adesso passare una mail e un numero in cui potete contattarci nel caso abbiate a cuore anche solamente aiutarci tramite i cibi giusti, tramite anche solo donazioni eventualmente. Esatto, sì, qualsiasi tipo di aiuto può. Esatto. Può esserci. Principalmente un aiuto proprio fisico, se potete accogliere questi gattini, come dicevo prima, a casa, in un bagnetto, in un'altra stanza. Magari anche col passaparola potete magari diffondere la voce con parenti, amici, conoscenti. Se sapete che qualcuno è a casa ed è disponibile, fatevi voi portavoce di questa problematica. Ma anche donazioni, perché ripeto, avendo tanti gattini, e questo cibo di cui vi ho parlato prima ha un costo alquanto elevato, quindi se qualcuno volesse farci delle donazioni noi le gradiamo e le accettiamo ben volentieri, anzi non noi, i gattini. Sì. Va bene, e comunque sì, è vero, è una bellissima esperienza quella che hai detto, Marta. Sì. Cioè, anche io l'anno scorso ho avuto un gruppo di micetti rossi, quelli che avete visto passare, mi è arrivata alle 10 di sera una scatola con dentro questi 4 micetti rossi, eccoli qua, sono questi, e uno l'ho tenuto ovviamente, è rimasto a casa, gli altri 3 hanno trovato delle splendide famiglie e erano da latte, da biberon. È stata una bellissima esperienza e come potete vedere sono venuti fuori benissimo, anche se appena arrivati erano dei mostriciattoli poverini, però ecco, piano piano con un po' di pazienza, tanto amore e tanta pazienza, poi sono venuti fuori questi gioielli, ecco. Va bene, quindi per oggi noi abbiamo finito, aspettiamo davvero partecipazione di qualsiasi tipo, perché davvero ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno loro, e sarebbe davvero splendido ricevere da voi qualsiasi tipo di supporto e di aiuto. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo argomento. Grazie Cinzia per avermi accompagnato. Per l'opportunità e per l'invito. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Avete visto ed ascoltato la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.